Buongiorno a tutti, sono particolarmente felice di ospitare e di presentare questo evento a Palazzo Ferrofini presso la sede del Consiglio regionale, un evento denominato Aperipesca sul Ponte che vede 3 protagonisti che ospitiamo qui quest'oggi assieme al collega Alberto Bozza. Il comune di Pescantina e il comune di Bussolengo uniti alla Fondazione Prodotti Agricoli. Sono particolarmente onorata di presentare questa manifestazione qui a Venezia, a Palazzo Ferrafini, perché è una manifestazione che penso possa raccontare al meglio ciò che il Veneto sa fare, vale a dire trasformare un'eccellenza agricola in una grandissima occasione di valorizzazione del territorio e della cultura, nonché del turismo. Perché dico questo? Perché in cosa consiste questa bellissima manifestazione? Una manifestazione che mette insieme 2 territori assieme a una fondazione che si occupa di prodotti agricoli e che organizzerà un aperitivo con protagonista la pesca, che sarà la regina di questa manifestazione, nell'ambito di un ponte di collegamento tra i 2 territori. E quindi il ponte diverrà non solo un trade union tra questi 2 comuni, ma un trade union per promuovere un'eccellenza non solo del veronese, ma del nostro territorio veneto. E questo per me assume un significato ancor più particolare perché ho il piacere e l'onore di far parte di 2 commissioni consigliari, la terza commissione che si occupa di politiche agricole e politiche del lavoro, ma anche della sesta che si occupa di cultura e turismo. E come dico sempre, sono settori che non devono lavorare a compartimenti stagni, perché se si lavora di insieme si possono raggiungere veramente risultati ed obiettivi importanti a beneficio della promozione del nostro territorio. L'agricoltura infatti produce qualità, custodisce il paesaggio e mantiene vive le nostre campagne. La cultura racconta solitamente una storia, nonché l'identità, in questo caso del prodotto della pesca, e ne definisce il senso di appartenenza ai due territori che sono protagonisti quest'oggi. Il turismo trasforma tutto in un'opportunità di crescita non solo per il territorio ma anche per chi lavora quotidianamente in quel territorio, e questa manifestazione Aperipesca si prefigge di fare proprio questo. Quindi da parte mia vanno i complimenti ai 2 comuni e alla Fondazione Prodotti Agricoli, nonché a Principesca, per aver reso possibile la continuità di questa manifestazione, una manifestazione che non è alla prima edizione, e dare continuità ad eventi come questi è frutto di un lavoro continuo che abbiamo il dovere di non dare davvero mai per scontato. E quindi a tutti voi vanno i miei complimenti e vorrei appunto che questa manifestazione possa venire presentata dai protagonisti, da tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di tutto questo. Manifestazione che avrà luogo il 4 luglio e invito il sindaco Aldo Vangi per cominciare a presentarla nel dettaglio. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto alla consigliera regionale Claudia Barbera, grazie ai consiglieri regionali presenti, grazie soprattutto al consigliere regionale Alberto Bozza per ospitarci qui oggi per presentare questo evento Aperipesca sul Ponte, che in realtà segna l'apertura di una serie di iniziative che il territorio dedica alla pesca. La pesca che, come ha detto prima la consigliera Barbera, rappresenta identità, rappresenta storia, rappresenta tante famiglie e rappresenta un'economia locale. Ma quello su cui vorrei soffermarmi è il fatto che sul prodotto della pesca le nostre amministrazioni, quindi Pescantina, Bussolengo, unitamente con la Fondazione Prodotti Agricoli, che rappresenta in qualche modo il braccio operativo della visione delle amministrazioni, stiamo lavorando in maniera sinergica attraverso una rete di relazioni che ci portano oggi in Regione, grazie alla vostra ospitalità, che ci hanno portato in Senato e ci stanno portando in giro per presentare
questo prodotto che deve essere assolutamente valorizzato e sostenuto non solo dalla politica locale, ma anche, come state facendo bene voi, e quindi rinnovo questo ringraziamento per il sostegno costante che ci date non solo oggi ma durante tutto l'anno a noi e alle famiglie e alle imprese agricole di Pescantina, proprio per portare avanti questa tradizione dell'agricoltura locale che poi oggi abbiamo visto che parla anche di turismo, parla anche di economia, parla di mercati che ormai vanno anche verso la grande distribuzione, insomma un mondo enorme che si apre attorno alla pesca, al quale noi ci siamo approcciati fin dall'inizio in maniera sinergica, sfruttando al più possibile il concetto di rete in tutte le modalità che sappiamo proporre. Per cui adesso chi verrà dopo di me potrà presentare in particolare questa simpatica manifestazione che quindi rappresenta, come dicevo prima, l'inizio di un percorso che ci vedrà protagonisti e che vedrà protagonista la pesca per tutta la stagione estiva. Grazie a tutti. Grazie al sindaco Aldo Vangi, e adesso invito qui con me l'organizzatrice di questo evento, l'assessore che mette cuore e anima perché tutto sia perfetto, l'assessore Lisa Bonetti, assessore alle manifestazioni del Comune di Pescantina. Grazie Claudia e grazie a tutti i presenti. Allora mi collego a ciò che ha detto il sindaco poco fa, perché per noi come amministrazione e per me stessa in quanto delegata alle manifestazioni, Pescantina ha necessità di riprendere vita. Per noi le manifestazioni non sono solo un momento per fare festa, ma un momento di unione e per fare comunità. Per fare questo quest'anno abbiamo deciso di dare un taglio ancora più identitario, dando evidenza ad un'eccellenza del territorio, dando evidenza a un prodotto agricolo che prende contatto con i giovani. Quindi ecco, la manifestazione, il divertimento, l'intrattenimento, certo ci sono, ma è un tutt'uno, quindi il ponte e la peripesca sul ponte per noi è un connubio perfetto di manifestazione, tutto all'interno di una cornice unica, si può dire, perché un ponte del genere regalerà sicuramente anche un aperitivo a base di pesca con una bellissima vista. La novità che portiamo quest'anno è il coinvolgimento delle attività commerciali, quindi bar, ristoranti e pizzerie che si sono impegnate, abbiamo ricevuto una grande risposta dal territorio, si sono impegnate a realizzare delle ricette a base di pesca che presenteranno in occasione dell'inaugurazione del 4 luglio. Quindi per noi questo è un elemento di grande soddisfazione, perché significa che abbiamo una risposta dal territorio e che la manifestazione non è in sé solamente sul ponte, ma è pervasiva in tutto il territorio. Quindi con questo mi auguro che i cittadini e anche i visitatori esterni apprezzino l'iniziativa e speriamo insomma che sia un'iniziativa di gradimento per tutti. Grazie. Grazie all'assessore Bonetti. Adesso, prima di passare la parola all'altro comune protagonista di questa bellissima manifestazione, che è il comune di Bussolengo, invito qui il presidente della Fondazione Prodotti Agricoli, Gianluca Fugolo. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio le due amministrazioni, per primo per aver dato voce alla Fondazione in questo bellissimo luogo, e la Regione Veneto che ci ospita. Come Fondazione siamo nati per valorizzare il proprio territorio, il nostro prodotto. Oggi stiamo qui a parlare della pesca, che è un po' l'emblema dell'estate. Due territori che hanno sempre fatto le cose assieme, Pescantina e Bussolengo, e pertanto danno voce a questa bellissima aperipesca. Aperipesca per noi produttori è un segno, inizia la nostra stagione, luglio è il nostro mese, comincia la commercializzazione vera e propria delle nostre pesche. Una pesca che subito era partita e c'è ancora come Principesca, che è un marchio commerciale dei due territori, Pescantina e Bussolengo, ancora degli anni '80, che è susseguirsi con l'IGP della pesca, richiesta dalla grande distribuzione per dare un segnale forte al nostro territorio.
Siamo tra la città e il lago di Garda. Siamo in quel periodo qua delle nostre pesche immersi in un turismo che ha voglia anche di entrare nei paesi, ha voglia anche di riscoprire i nostri territori. Dunque, da questo Aperipesca penso che ci sia la volontà e l'unione di fare cose assieme. Grazie mille e buon Aperipesca. Grazie. Grazie mille. Ora invito qui i due assessori all'agricoltura, a partire dall'assessore Giacomo Sandrini del Comune di Pescantina. Bene, buongiorno a tutti e grazie dell'invito da parte del consigliere Barbera. Ecco, noi come assessore dobbiamo tenere valorizzate le nostre produzioni, in questo caso della pesca. Pertanto noi storicamente, come si è detto, avevamo il marchio Principesca, adesso abbiamo questo marchio IGP che sta dando delle grandi soddisfazioni. Ecco, con questo però è importante aggiungere un qualcos'altro. La collega Bonetti ha detto che quest'anno sono stati coinvolti i ristoratori in questo Aperipesca. In aggiunta ho pensato di fare una storia della mostra delle pesche. In origine abbiamo quindi una mostra fotografica nella quale, partendo dal lontano 1931, abbiamo inserito dentro come la raccolta dell'epoca fino ai giorni nostri, abbiamo inserito dentro i tipi di lavorazione e di commercializzazione delle pesche, sempre dall'epoca ai giorni nostri, i marchi che si sono susseguiti nel tempo e tante altre cose, fino ad arrivare ad oggi, ripeto, ad avere la pesca con il marchio IGP Pesca di Verona. Ecco, questo è il mio augurio, che la manifestazione, questo Aperipesca, possa essere di gradimento per tutti. Spero anche che ad un avvicinamento da parte dei giovani, i quali dovrebbero essere e dovremmo passare il testimone dei nostri produttori. Ecco. Grazie ancora e arrivederci. Parola ora all'assessore all'agricoltura del Comune di Bussolengo, Giovanni Amantia. Grazie, buongiorno a tutti. Se mi fate parlare per ultimo non so più cosa dire. Anzitutto un ringraziamento a tutti quelli che hanno organizzato e a chi ci ospita, insomma, al Consiglio regionale del Veneto, Barbera, ad Alberto Bozza, insomma tutti quelli che ci danno una mano e ci sono sempre vicini, non solo in questo momento, ma insomma tutti i giorni dell'anno. Sicuramente la pesca è una cosa strategica per noi, nel senso che oltre a dare una mano alla nostra agricoltura, a mangiare prodotti sani e sicuri, è una cosa che ricade sul territorio, dando una mano al turismo, alla nostra ristorazione e a tante altre nostre iniziative. Per cui per il territorio si parte da un'eccellenza alimentare che poi porta in sinergia tante altre cose. L'atmosfera, come diceva l'assessore prima, è un'atmosfera pittoresca, il ponte che è a metà fra Bussolengo e Pescantina è una cosa unica, una cosa incantevole, e continua la sinergia fortunatamente fra i due comuni, dove una volta il fiume divideva, adesso il ponte unisce, per cui questa è una delle tante iniziative che abbiamo fatto insieme a Pescantina, ma ne faremo anche delle altre. È inutile farsi le guerre, bisogna stare insieme, fare sinergia e portare avanti l'eccellenza del nostro territorio. Un ringraziamento ovviamente alla Fondazione e all'onnipresente Presidente Gianluca Fugolo, che insomma se non ci fosse lui sarebbe un bel problema. Grazie ancora, grazie a tutti. Come dicevamo all'inizio di questa conferenza, a seguire questa manifestazione qui con me c'è anche il collega Alberto Bozza, che come me fa parte della terza commissione e della sesta, e con il quale condividiamo la visione di lavorare per cercare di continuare a garantire che le eccellenze dei nostri territori possono avere l'adeguata tutela e l'adeguata promozione, quindi lo invito per concludere questa conferenza stampa. Grazie Claudia
pensa Giovanni, parlare proprio dopo anche di te quanto può essere complicato. Grazie Claudia, perché insomma c'è un'ottima collaborazione e credo che sia questo lo spirito che dobbiamo insieme, in qualità di rappresentanti del territorio veronese, portare avanti in questa legislatura. Saluto ovviamente l'amministrazione comunale di Pescantina al completo, ormai mi conoscono, anzi forse anche mal mi sopportano ultimamente perché insomma, sono quasi troppo spesso a Pescantina, ma spero insomma, che questa sia, a parte la battuta, anche un modo per confrontarci insieme su quelle che sono le necessità di una comunità importante e strategica come Pescantina, che si inserisce in un'area geografica proprio alle porte tra la città di Verona e la Valpolicella, avendo un richiamo forte anche per ovviamente la zona del lago prospiciente. Quindi io credo che l'iniziativa che oggi è stata presentata e che ha sempre ogni anno di più successo, grazie a una svolta che è stata data in collaborazione tra tutti coloro che hanno voluto che questa iniziativa fosse l'esperienza di una filiera, non solo dalla fondazione, dai produttori, dalle associazioni del territorio, dall'amministrazione comunale, ma fosse un'esperienza dalle amministrazioni comunali, perché il ponte collega Pescantina e Bussolengo, e Amantia ricordava bene prima proprio lo spirito, cioè di due comunità che si incontrano in questo ponte, unite dal frutto che a questo punto mi sente dire il frutto della passione della pesca in questi 3 giorni, che è proprio la qualità e l'eccellenza che negli anni con grandissima fatica i nostri produttori hanno portato avanti. Quindi dicevo, amministrazioni che vogliono fortemente non solo ricordare la storia, le tradizioni e l'identità di un territorio, ma che vogliono insieme metterle con lo spirito di due comunità che hanno l'intento di far conoscere i territori, la loro bellezza, e noi dobbiamo offrire questo ai nostri visitatori e ai nostri turisti, un'esperienza che sia un connubio di storie e tradizioni, di costumi dei due comuni di riferimento, la bellezza di un paesaggio che ovviamente viene avvolto, accarezzato dall'Adige, e da un prodotto di qualità che è assaporato non solo nella sua diciamo, autenticità quale frutto, ma anche mixato in una serie di rivisitazioni in chiave di aperitivo, come elemento diciamo, di intrattenimento anche per la convivialità di questa 2 giorni. Credo che sia insomma un ingrediente, una caratterizzazione che in questi anni avete fortemente ricercato con grande qualità, quindi do atto anche dell'impegno degli assessori nel ricercare anche la qualità e il gusto, perché io credo che questo sia un aspetto che poi rende ancora più bella, rende ancora sicuramente più attrattiva questa manifestazione. Da parte nostra tutto quello che si può fare e dobbiamo farlo per dare tutela, per dare valorizzazione e per dare anche il giusto riconoscimento in termini di prezzo di un prodotto di qualità che è quello della pesca. Credo che ci dobbiamo dobbiamo coinvolgerci tutti in quella filiera che sta anche dal punto di vista istituzionale e che deve dare delle risposte concrete, delle risposte certe, perché noi sappiamo fare agricoltura di qualità, non di quantità, e su questa strada noi dobbiamo assolutamente continuare, dando anche il valore del prezzo, ripeto, ai nostri prodotti, perché se viene pagato in più rispetto a un altro prodotto concorrenziale che arriva magari da qualche paese vicino, dobbiamo anche far capire con un'operazione culturale che dietro c'è un lavoro, una fatica, ma soprattutto una ricerca di qualità e ovviamente un prodotto anche che sia sano, che i nostri consumatori devono apprezzare anche nel pagarlo qualcosina in più, ma che ovviamente poi la resa dà sicuramente i suoi effetti. Per cui bravi, grazie alla collega Claudia per avermi voluto estendere questo invito, e da parte nostra le porte di Palazzo Ferrofini saranno sempre aperte. Grazie.